i ragazzi del coro, dei cantori del Friuli, che chiamerei qui sul palco, cedendo il microfono alla loro voce, al loro accompagnamento musicale, ai loro bellissimi costumi e sappiamo. Buonasera a tutti, come vedete il coro è schierato nei costumi folcloristici friulani coloratissimi, ma abbiamo anche degli ospiti di eccezione, sono come vedete 3 violinisti che ci accompagneranno questa sera in un percorso che inizia con un brano che si intitola Friuli. Ecco, già dal titolo tenteremo insomma di parlare proprio di Friuli questa sera, parlare ovviamente con la musica, parlare ovviamente con i testi, ma tenteremo un po' di raccontarlo attraverso una selezione insomma dei brani che più ci piacciono e ci appartengono. Iniziamo proprio con Friuli. Prima però volevo solo presentare i violinisti che ci comprenderanno, hanno tutti lo stesso cognome perché sono padre e 2 figlie, sono Guido, Camilla e Virginia Freschi. Vi ringrazio.
anche se lo ricordo perfettamente, per la nostra memoria storica. E Garzoni spesso utilizzava strumenti con cui portava in giro il coro, e potevano essere strumenti come in questo caso violini. Ha scritto molto per quartetto d'archi, per esempio, quello che non si direbbe, no? Di solito si associa Garzoni alla figura del compositore che scrive essenzialmente villotte, no? In realtà è un compositore che ha scritto moltissimo anche proprio per strumenti cosiddetti classici. Invece adesso vi proponiamo due brani di un compositore molto celebre qui in Friuli, che è Zardini. Certo, tutti conosciamo Stefano Salvini, ma vi proponiamo due brani un po' meno conosciuti. Uno però secondo me rappresentano abbastanza bene come Zardini scriveva, e anche un po' una certa poetica tipica di quel periodo. 3-4 anni fa sono stati celebrati i 100 anni dalla morte di Zardini, sono state un po' di celebrazioni anche a Pontella. In quell'occasione proprio abbiamo così riscoperto, ritrovato questi due brani. Uno è Ce mattine, testo di Zorutti, grande, afflato, lirico, e direi quasi anche molto vicino a un certo modo di scrivere operetta. Si sente che Zardini amava quel tipo di musica. E invece il secondo è molto interessante, molto meno conosciuto, e si intitola Vicchie siet di Ottobar. Vicchie siet di Ottobar sono 3 giorni, sottinteso 1917, sono 3 giorni dopo la disfatta di Caporetto, e la canzone, il canto, ricorda proprio quello, ma lo ricorda con toni non drammatici, non epici, e neanche con un tono di falso patriottismo. No, è un ricordo vero, vivo. Vin serale liquatesi, vin da più si scusa la via la sandut, come tale disperate. È un racconto mesto e, a dire la verità, veramente commovente di come poteva essere vissuta, come è stata vissuta quella tragedia di 100 passamenti. Buon ascolto.
vocazione lutherana, in particolar modo questo è un corale delle origini, proprio già testimoniato nel 1500, per capirci, molto celebre. Ma perché ve lo proponiamo? Perché in occasione dei 500 anni della riforma protestante, Glese Furlane ha voluto fare una bella pubblicazione con 50 corali, però tradotti in friulano. Si vede proprio che uno dei canoni, insomma, della cultura teologia luterana è proprio quello di far capire il testo al popolo, quindi di tradurlo, e quindi ci sta perfettamente che Glese Furlane abbia pensato proprio questo, di tradurre questi antichi corali anche in friulano. E devo dire che sono traduzioni veramente molto belle, il friulano molto colto, ma il friulano ha questo, insomma, che non esiste colto o non colto, si capisce e basta, insomma, è sempre un parlare del popolo, ed è molto bello, devo dire, è uno dei corali veramente molto molto bello in un certo modo del film. Si intitola Tale the Dreams di Yes. Mentre il secondo brano sacro è un brano che penso tutti conosciate, è di Garzoni ed è Ave Vergine o Saluti. Siete autorizzati a cantarlo insieme a noi. Vi girerò e vi farò cantare. Se non cantate, vi farò cantare. Questa è la premessa. Non so come vi girerò col pianoforte, ma in qualche modo però ci piacerebbe proprio. Questa è una cosa che facciamo fare sempre. Chi lo conosce lo canta.
Comunque sì, siamo a San Paolino, ma hai cambiato voglia di venire a provare con noi, secondo me. Viene Trieste. Ultimo brano per questa sera, e voi direte, chissà che brano il friulano tirerà fuori come ultimo brano, e invece non è il friulano. È un brano di Garzoni, ma è un brano in granadese. È un brano che amiamo molto, però io amo moltissimo. Il testo è di Biagio Marini e il testo dice: Cussare morto, mamole de gravo, sulla fossa piantemo un rosmarino, a maggio quando il siete del tapiavo, vidi pur dove un fiore celestino. Capite il gradetto? Io non capisco, ma me lo sono fatto spiegare. Comunque piavo vuol dire del colore della pianta. Ci ho fatto il cielo del colore della pianta, ma ancora più bello è Mammolusse, che è il titolo, o Mammole, vuol dire ragazza. E dice l'ultima frase: ogni fior Mammolusse se un mio pianto, questo gran mondo vero tutto in canto. Grande poesia di Biagio Marini, e la musica di Garzoni riesce ad amplificare la leggerezza, la bellezza della canzone, senza fa quello che dovrà fare sempre la musica, la fa diventare, amplifica l'emozione, non la stravolge, la amplifica, fa da cassa di risonanza al testo poetico, lo valorizza. Ecco, qui Garzoni è riuscito a fare esattamente questo. Se andate a Grado, nella tomba di Biagio Marini, troverete proprio una pianta di rosmarino.